Osimhen, secondo rigore. Ho parlato con Zielinski, forza Napoli sempre. Il giocatore nigeriano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Fiorentina. Congratulazioni a tutti. Napoli vittorioso contro la Fiorentina. Il gol decisivo è arrivato ad opera di Victor Osimhen. Il famelico bomber azzurro ha realizzato il secondo rigore di giornata dopo aver sbagliato il primo. Enorme festa al Maradona dopo la sua rete, l'ennesima di questa stagione. Il nigeriano ha parlato ai microfoni di DAZN. Secondo rigore tirato dopo aver parlato con Zielinski. Ho parlato con lui dopo aver sbagliato il primo. Volevo rimediare. Una bella sensazione averlo segnato, interrompere la maledizione che dal 2016 nessuno ha più vinto la classifica cannonieri dopo aver vinto lo scudetto. Resto focalizzato, congratulazioni a tutti. Cercherò di fare più gol possibili. Mascherina speciale per lo scudetto, dice mostrandola alle telecamere. Resterà per sempre. Forza Napoli sempre, ha detto il bomber azzurro al termine della sua intervista ai microfoni di DAZN. Il nigeriano è apparso molto soddisfatto. Commenta, lascia un like per il campione d'Italia e iscriviti al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei.